Allora è tutto pronto per il Gran Premio Italia divisione maschile con 11 cavalli al via, non corre Voltiger R, macchina che si mette in movimento, il recupero dunque del Gran Premio Italia, divisione maschi, sta per prendere il via. Lo schieramento: 1 Bubble F, 2 Baresi F, 3 Bongiovi MMG, 4 Big Business Arc, 5 Bristol CR, 6 Blasco Real, seconda linea 7 Baccani, 8 Brucione Fas, 9 Belzebù Jet, 10 Ben Gurion Jet, 11 Black Beauty Key. Favori per Bubble F un numero 1 Alessandro Gocciadoro. Macchina che accelera. In partenza l'errore di Blasco Real mentre si avvantaggia Bongiovi MMG, cerca di rientrare però Bubble F, arriva la curva con Bubble F che si getta di galoppo e così numero è Bongiovi 1, MMG Bubble F che squalificato. scivola in testa nei confronti di Baresi F. Primo colpo di scena dunque Numero l'errore del 8, favorito. Brucione Fas Errore anche per squalificato. Brucione Numero Fas, mentre 9, in terza Belzebù posizione Jet ha colto ottima partenza squalificato. dalla seconda fila Baccani. Al largo invece rimane Big Business Arc, 14 primi 200 e quarto che se ne va in 29-3, in vantaggio c'è Bongiovi MMG. Giampaolo Minnucci in sediolo, seconda posizione Baresi F, al largo rimane Big Business Arc, mentre Bristol CR è direttamente in schiena. I 600 se ne vanno intanto in 44-7. Subito una decelerazione da parte di Giampaolo Minnucci che una volta al comando cerca ora di moderare l'andatura. All'esterno Big Business Arc copre Baresi F, mentre in seconda pariglia con Baccani vediamo Bristol CR. Ancora il resto dei concorrenti abbastanza raggruppato dopo un giro in 59,5. Continua a scandire il ritmo Bongiovi MMG, Baresi F nella sua scia, mentre Big Business Arc rimane lì a contatto senza però, anzi cala ora dopo un chilometro in 1,14,7. C'è il tentativo di Bristol CR che raggiunge Baresi F, ma intanto è in piena accelerazione Bongiovi MMG che spara un 14,5 per cercare di scrollarsi di dosso gli avversari, in particolare Baresi F e Bristol CR che sono gli immediati inseguitori. Poi senza spazio Baccani, ha preso il largo intanto Bongiovi MMG che entra al comando addirittura d'arrivo, una ventina di metri di margine. Bongiovi MMG che conferma l'eccellente momento di forma e nel finale accelera ancora per andare a vincere isolato il secondo posto sul traguardo. Dovrebbe essere per... andiamo a rivedere l'arrivo perché c'è Baccani sicuramente al terzo, mentre per il secondo posto, ed è proprio Ben Gurion già che viene a cogliere la seconda piazza con un gran finale, piazza anche netta su Baccani che corre bene dopo un'ottima partenza, ma la vittoria è per Bongiovi MMG e Giampaolo Minnucci che sfilano in testa sull'errore di Bubble F all'attacco della piegata. Successo davvero netto nelle proporzioni, nelle dimensioni per questo allievo di Walter D'Ambrogio, del signor Mauro Prospero, la quota di 3,87 al totalizzatore, ma vedete l'allungo finale a cui nessuno riesce a reggere la bordata. C'è il bel finale comunque di Ben Gurion Jet che dalla seconda pariglia supera Bristol CR, cala anche Baresi F nel finale e così Ben Gurion Jet viene a piegare un Baccani che era terzo alla corda e alla fine finisce terzo davanti allo stesso Baresi F, mentre anche Black Beauty Key però finisce molto forte, forse a piegare proprio Baresi F nelle battute conclusive, quindi probabilmente per il quarto posto ci sarà da verificare la probabile foto.